Il 2020, iniziato sotto il segno della paura e del virus, finisce con l'arrivo dei vaccini in Veneto, l'unica vera arma a disposizione della sanità e dei cittadini per sconfiggere il Covid. Quest'anno bruttissimo, triste, di sofferenza finisce fortunatamente. La cosa positiva è sicuramente l'arrivo del vaccino. Domenica abbiamo fatto le prime 875 dosi, ieri sono arrivate 38.000 dosi per tutto il Veneto, 2.500 circa per la nostra USL, e questa è sicuramente l'arma principe che noi abbiamo oggi per combattere questo virus. Se il vaccino è l'offensiva d'inverno nei confronti del nemico invisibile che combattiamo tutti ormai da quasi un anno, sono molte le armi di difesa a disposizione del Veneto e dei veneti. Accanto a quelli che sono i sistemi di accompagnamento, di diagnosi, di screening che noi stiamo facendo in maniera molto massiccia. Ricordiamolo che il Veneto fa circa 60.000 tamponi al giorno tra i tamponi molecolari e i test rapidi antigenici, quindi una mole importante di screening nella popolazione, la popolazione più a rischio, che ci permette anche poi di isolare le persone e di cercare di evitare la diffusione di questo virus.